Eccoci in onda. Benvenuti e bentornati su Interisma Furlans. Ciao. Ciao, ciao Angelo, ciao Santin, mandi a Duc. Per puntate particolari, speciali, perché comunque a Nadal in registra ring, grazie al cazzo, perché insomma, volendo di sì, Nadal anche no, Inter o no Inter, anche se comunque Sabide ne partite comunque delicate con Lecce, ma i Racing a favela dall'uscita dalla Coppa Italia di ieri sera, basta anche loro che non sanno fare sta su fin quasi mezzanotte, per i porti sgraziati che di dopo di lavoro, e favela ovviamente dal Bologna, perché Interista non si può dire di noi, e dopo per chiudere gli auguri di Natale volevi venire in onda con il cappello di Babbo Natale, un vestito un po' rosso, ma sa che no con rosso, associato anche col nero, magari un po' scuro da schermo, non so, sono due colori che non splasi. E quindi noi allora considerazioni su ciò che è succeduto ieri e anche collegarsi con quel discorso che facevi io e Santin dopo un tanto di sfà, mi pare, che fevelavi proprio dal questo discorso che la società, secondo poi di una persona, ehm, ha proprio deciso di concentrarsi sul campionato e lascia perdere un po' tutto il resto. Prima di tutto probabilmente la Coppa Italia. A voi la parola e dopo a me una dedica speciale a un giocatore speciale, insomma, ecco. Agnul. Partecipo io. Allora, boh, secondo me la storia che la società hanno a voi cioè a voi di concentrarsi solo sul campionato è un po' una mitologia, perché al di UE una grande squadra, anche con i discorsi della Superlega, cioè non tu puoi discontentati dal campionato. Sicuramente è una priorità, come che probabilmente non era la Coppa Italia e si oltre ai 11 titolari che sono partiti. La Champions è un altro discorso come hanno giocato con i riservis, sono partiti con la riservis contro la Real Sociedad, perché erano già qualificati, ma la Champions è una priorità al pari dal campionato, se no di più, perché in un mondo che si sta internazionalizzando così velocemente, così pesantemente, una squadra come l'Inter, che si chiama proprio di internazionale, non può proprio permettersi di dare priorità ai trofei italiani anziché internazionali. Detto questo, partita di ieri, ciao di Ditti, che cazzo, pecchiato perché cioè, se finiva 3-0, a metà del secondo tempo si era in 3-0, non ci voleva di disenuie. Detto questo, secondo me è stato fatto un errore di sceltis, di bande di Inzaghi probabilmente. Sul finale della partita, secondo me, era spassato il baricentro Masse, pensava di portare a Chiase e controllare 1-0, ma sono entrati due freschissimi. Zirze è un fenomeno, l'ho ben capito. Mi sembrava strano che lo avesse tenuto in panchina perché mi pare che Vodgoi a segnaschi stanno. Però secondo me l'intelligenza di Thiago Motta è stata proprio di sapere che poteva arrivare a migliore dalla fine comunque a vonde equilibrato, magari so di un gol, ma non di due, e farlo entrare e sbaragliare un po' sbaragliare un po' gli equilibri. E alla fine l'hanno vinta meritatamente loro, secondo me. Andro. Ma io sono d'accordo, secondo me che Disney che preferisce, cioè che la società preferisce il campionato rispetto a qualsiasi altro trofeo, è un po', secondo me, un po' da perdente, no? Cioè, nel senso, una squadra come l'Inter avresti di provare, ma anche a portare a casa tutti i trofei scalpos, no? Dopo ovviamente sono gli avversari, eccetera, eccetera, quindi secondo me è vero che si stanno tanti queste robe qui, come che mi dite io e te che altre volte, Manfred, no? Che secondo me che la squadra sia in Champions che in Coppa Italia non vedi la stessa grinta, no? Che ha invece quando giù è in campionato. Stesse grinte che ha in campionato, però fin come, cioè invece di 21 di dicembre.
perché io come non sai quelle che sono le notizie su Lautaro, guarda, vedo dalle news su Lautaro. No, par come si fa belle nome di un affaticamento, ma Perfetto. non han, sì, non sa mai nulla di che, insomma, o probabilmente Ma salterà per precauzione il Lecce, ma disin che non l'ha avuto, insomma, ne robe serie, ecco, dopo mi tocchi i cazzo di coglions, ma sì, vorrei si livello pare i Prinzi Gennaro, ecco. boh, vabbè, io secondo me ieri sera sono venuti fuori un po' di problemas che sono legati sia a Inzaghi, insomma, che secondo me, io continuo a dirlo, vai vedete già 3 volte, secondo me non ha una grande visione di gioco, soprattutto a fare degli errori incredibili, secondo me sono incredibili, anche i cambi che l'ha fatto ieri dai tempi supplementari, prima dei team supplementari sono delle robe imbarazzanti, e sia la società, perché come ragazzi bisogna dirlo, cioè io di vincere il campionato, io non posso permettere a Lautaro di giocare 3 partite di seguito, il nostro attaccante principale che era la di fa un'ora e dopo la di sentarsi in panchina, indipendentemente dal rigore sbagliato, che poi io gli dico, ma vabbè, non è che è arrivato l'altro ieri Lautaro all'Inter, insomma, è già un po' che è il capitano, eccetera, eccetera, anche se al ben sostituiti, pensi che non cambi un granché. Invece, alla giocato tutta la partita, la finta seduta si è fatto male, cioè no, non ha giocato tutta la partita, ha giocato fino a 10 minuti, cioè 10 minuti alla fine, non mi ricordo quanto era restato sostituito per l'infortunio, no? E quindi secondo me invece il cambio era di fare prima, in modo da se effettivamente puntini al campionato, allora non si deve farlo giocare, perché il rischio di un infortunio, soprattutto comunque alle fredde, eccetera, eccetera, a onde elevate. Quindi secondo me il problema principale è che la partita di ieri ha dato dalle indicazioni molto molto specifiche, cioè i nodi cominciano a venire al pettine, ok? Zirze, che lei era dall'Anderlecht se non sbagli, che lei è un giovane, ha poco di 20 anni, eccetera, che praticamente si è mandato fuori, ricordinsi che lei è il giocatore che l'ha sostituito Arnautovic, ok? Cioè, ha chiappato il puesto di Arnautovic, lì era Arnautovic, era giocato con lo aveva impaiato 10 milioni l'anno passato, un giocatore di 34 anni, e che al chiappo mi pare 3 milioni, mi pare, o 2 milioni e mezzo, e noi siamo una 3, beh, perfetto. Noi siamo una società che invece avresti tagliato i costi. Ma allora io mi domandi, chi stu dirigenti che compri in quel cazzo di Arnautovic per 10 milioni, ma ci caspita i vegni su tal chiave, ok? Cioè, com'è possibile una roba del genere? E il sostituto che ha giocato al Bologna ci butta fuori la Coppa Italia, fra l'altro con mi pare che è un sghiribizzate o dai numeri incredibili, ma all'Inter invece non crodina ai giovani. Io ho sentito addirittura, no, spero che non sia vero, ma che è l'intenzione di dare Bissek in prestito a gennaio. Cioè, si rendono Allora, conto quale che è io, la società, qui che la gestisce, si allora mettono. io, Perché Bissek è il miglior giocatore che viene in rosa in questo momento. In questo momento anche come forma. Ieri le sta sostituito per la solita cagata che fa Inzaghi, no? Che quando uno le ha ammonito, allora la 10 chiavata. Ma io mi domandi, no? A parte che secondo me Arnautovic avresti giocare con Thuram e non è la coppia di Chelatri, no? Perché secondo me avresti di giocare insieme. Però io ti smetto dentro Di Marco, io sto a fa cross, ti smetto dentro, ti schiavato Bissek, ma e poi anche se io facevi cross al centro dell'area, che cazzo di davi di testa? Se tu che alza su sta schiavata, no? Cioè, sono degli errori che secondo me anche Inzaghi sta portando in avanti. Quindi, secondo me, sia Inzaghi che la società ha dali colpi a vonde importanti sulla scelta dei giocatori e anche sulle sostituzioni e sui giocatori che hanno di entrare in campo. Ecco. Secondo me si può velocemente intervenire, cioè secondo me, io mi sento di difendere la società perché tutti gli altri scelti sono stati grandi scelti e anche un po' Inzaghi perché c'erano giocatori che dicono, noi davi
noi davi in massa PES, sono arrivati a crescere anche a modo velocemente con lui. Bon, dimmi uno. Di certo, Arnautovic e Sanchez non mi sono mai, ma poi mai tornato a Chioli, perché ministri si è dati, si è capito che all'Inter non funzionano e in secondo luogo è ovvio che sono due bullies. E sono Ma d'accordo con te che purtroppo non continuiamo a vendere ai giovani, come che fanno le grandi società europee alla fine, perché Manchester City, Barcellona, cioè anche 3-4 giovani che vuoi di lanciare e i potevi velunuzzi. Io dico una roba là, i voi contro i Corint, anche perché dico io il sostenitore dalla causa che sta alla società a voi di puntare al campionato, ma dis do robe se dopo mi dici che pensai. A volte Scrodeso, come che a sta Cirindi fa crodi la stampa, no? Italiana in generale, che l'Inter aveva due squadre, no? Cioè la squadra che è in panchina e la squadra titolare, cioè che è un po' ovviamente la panchina non sei di comunque a livello dalla titolare, ma comunque si lì che l'Inter ha due squadre. Non è vero, parce che lo vigno dut col Benfica, lo vigno dut col Bologna, lo vigno dut in altre situazioni. Non vin titolari, cavalli, sì, li riservi cavalli i titolari. E tornando al discorso dal campionato, credo che se non volevi là in davanti col Bologna, non avresti schierato la squadra titolare, perché se tu schieravi la squadra titolare con Cialanoglu, Mkhitaryan, Barella, tu eri già 2-0, 3-0 dai primi 60 minuti. E invece si è preferito di limitare magari eventuali infortuni, che robe lì di Lautaro effettivamente non me la spieghi neanche io, probabilmente anche per il fatto di fare tirare a rigore, devi sei dagli robis o contrattuali, o anche proprio di fiducia, di dici che tanto si fa poi gol possibile, quindi ti dà la possibilità di fare, quindi fai tirare il rigore, fai in file, c'era 4-0 con l'Udinese, in maniera di fare poi gol possibili. Però il discorso lei, sin la sfora dalla Coppa Italia, anche il Bologna alle entrate sì, con un po' di riserve, alla metà i due corridori praticamente a 5 minuti alla fine dei tempi regolamentari. Quindi anche il Bologna non è che, dopo ovviamente Motta, che non è un stupido, anche se è maleducato, ha capito che era la possibilità di arrivare anche a vincere, Perché maleducato? maleducato perché alla praticamente fa musi strani sul fa di Lautaro che era stato trattenuto invece secondo lui si è buttato il fallo di mano che non sono andati a rigore che anche l'arbitro non ha dato la pena anche lì l'arbitraggio le ore scadenti era un rigore prima e per no quindi se lì lavora che Robis lì sì, non si finisce poi il discorso è che secondo me anche gli acquisti di Sanchez e di Arnautovic sul quale arriverai subito che è uno dei miei preferiti mefeunismo ovviamente come si dice probabilmente non lo sapevi non lavora in società perché Marotta non è un coglione e Inzaghi neanche se Inzaghi come si dice, al presente un'informazione del genere ha anche i suoi parcè cioè non è lui probabilmente volare vince qualsiasi partita ma arrivi gli ordini dall'alto e non è complottismo né nessun'altra roba che dici Nini no tu hai di fare così chi sta alla di là così e quindi invece che il fottuto scudetto dopo io non sai veramente se sono veramente robe anche di best lavoro di società che magari ad aumentare la visibilità con la seconda stella che sa me di no ma è comunque importante che ti parte poi alla cessione dal club eccetera eccetera non sapendo coglions che si inchia a fare davanti un video c'è che può succedere e secondo me appunto l'insieme di questi robi sa chi hanno fatto in dell'Inter che è Kumo che in campionato effettivamente ha un altro piglio e tali altre competizioni è un po' poi sì va bene, Agno sto di aggiungere roba aggiungi le comunque che dopo Velocemente, volevi finire no, capisci il tuo pensiero e i pensi che non sei l'unica a sostenere anche all'interno del circolo Inter. Per esempio, l'ultima intervista che hanno fatto a Moratti, RTL 102.5, insomma, in collaborazione con la Serie A, e qualche domanda in c'è rappresenta la seconda stelle, Moratti dà risposte a vonde significative, cioè la seconda stelle alle arriva a si era
un discorso Viert di Masse Heinz, che è lei praticamente quindi c'è la seconda stella ha un'importanza simbolica enorme. Detto questo, secondo me, sì, dicono che tra di loro non è che sa il dicono, cioè non è che ti dicono, ok, chi sta si ponta scudette e eventualmente sacrifichi la Champions League. La Coppa Italia sì, ma no la Champions League, secondo me. Cioè, su quel punto lì, secondo me, non sono discussioni. Sicuramente il discorso dalla Champions, che a parte bene seduta, ma per tutte le squadre, se bisogna ci ridi là in davanti, il più possibile, eccetera. Però da un periodo tipo di febbraio-marzo, se tu dici che comunque in campionato, tu sei se magari in Chimoa, 2 punti, 3 dalla Juve, o qui che sarà il posto della Juve, o sin lì saranno di fare dalle scelte, no? E molto probabilmente la scelta principale, come che è stata che a volte per il Milan, quando non sa, anzi, quando viene regalato lo scudetto, resta che il portato sul campionato, faranno robe che altre, l'hanno mio ordine, per 2 punti, e alla fine se la mettono da culo. E Però comunque il Milan all'era ha manco il voto anche 2 anni fa. sì, per boh, ma il Sì, Milan, il Milan di, il Milan di 2 anni fa comunque era un Milan differente, sì, sì, quindi sì. sì, che il Milan secondo me di chi sta e pare un bel po' di Heinz prima di tornare a gara alla Varadure, cioè il fatto anche di aver chiamato che il coglione di Ibrahimovic sì, non è per vincita all'immediato, perché Ibrahimovic sarà anche forte, sarà un campione, però è Però con sempre. altri, se dovessi capire il ruolo di Ibrahimovic al Milan, io non l'ho mica avevo capito. Ma Dai? No, il dimmi, ruolo dimmi, Sandro. di Ibrahimovic dal Milan, cioè motivatore, c'è il fase lì, Noi Cacari, c'è pensi di mettere la Bibbia come che l'ha rubata scrive. le chiavi di Gnot, che spieghi, e quindi una volta la furtività, eccetera, insomma, lavoro di Singer, beh, quindi sì, non è che si capisce, insomma, dai, comunque a parte gli scherzi. No, comunque mi fa perdere un po' il segno. Ah no, ecco, senza far perdere il segno. Facemi favelare un attimino dal mio giocatore preferito di ieri sera, che hai queste robe che non mi fa dormire la gnot. Ieri sera Angelo mi ha mandato una foto dal gruppo, tra l'altro era anche la ripresa, no? Di Canale 5 che si fermava un momento su Marco Arnautovic e io che il giocatore lì proprio non posso di lui, è proprio supponente, è un stronzo pezzo di merda, ma proprio allora il gioco con sufficienza, al spreche ballons di vergognarsi, certe volte anche strafotenco che acchiappa la bale, alle lent come una merde, e io non arrivo proprio a sopportarlo, perché Alvarez di ringraziare Buscial, la Chiere, la Calcaghe, Lautaro, per poter giocare con lui come partner, per aiutarlo a segnare 100 gol dal campionato di Kistan, e lui ho dei sducci, cioè le dico anche a parte l'infortunio, cioè le rolle 34, 35 anni, alle rolle. Quando giocava col Bologna, il Bologna giocava dove per lui, ovviamente una volta ogni tanto segnava. Comunque all'estate ovviamente sostituito con quel giocatore lì che non arrivi a pronunciare il nome, ovviamente, ma anche lì mi fa strano che l'Inter di Bona lo vedi comprato, pagante anche bene, o sono altri robis, non sai, saranno anche promesse di parola tipo dopo che va via Zin Inzaghi, personale. Motta venga ad allenare l'Inter, non lo sai, non sapevi, perché i contrasti che noi abbiamo firmato sulla Gazzetta che tra le sono tutti robis che si io alla fine tal miezza sono un giro di stretti di manga la mafia via che altro che c'è Marotta visto che l'estate dalla banda dalla disperazione dalle merdi dai gobos al Sace che vuol dire fa che tipo di trattative lì e Sanchez compagni dome che purtroppo e lì è effettivamente è un errore non calcolato forse sì non lo sai che non si richiatti con due attaccanti in banco non vin due attaccanti cioè noi stiamo giocando con Turam e con Lautaro e si fa male Lautaro anche in maniere lieve di grande esperienza signor che non si fa sì, che non si di robe grave e si richiede in Turam che ha di due età con un coglion di merde perché è un coglion dal cazzo Arnauto, vedi, a me mi dispiace, lui non gli darà mai in estri video, ma sicuramente hai altre int che varrà dite di ogni, ma io neanche con Balotelli gli avevi chi stu asti o chi stu odio che è perché persona lì. Ovviamente come calciatore, come persona sarà il più bravo
tipo dal pianeta, dal papà e chi è pum e bam, ma come giocatore è veramente una merda, ma non sai, cioè, Io anzi, vedo no, censure, io vedo censure su YouTube. Stato c'è che Arnautovic, l'Ajar che le fra la merda e l'asfalto di quel calcare un chian. L'Italmieccia si richiate lui, non è né merda e masse, asfalta le masse, no, alle l'Ajar che le fra la merda e l'asfalto. Ecco, qui ne battute di un mio amico che saluto di Jacques che è proprio appropriata perché stronzo di merda, anzi perché l'Ajar di stronzo di merda di Arnautovic, scusate l'exploit. Ma qui è che l'ha scelta Arnautovic. Eh? Qui che l'ha scelta. Io l'hai scelto No, io, partirei chi c'è merda, stato, tu l'hai dei scelto, tu l'hai telefonati, io a voluto, Marotta e dite, ascolta tu l'hai Marotta, voluto, dammi mica merda di Arnautovic, tu che l'hai non si voluto fa perdere spendi 10 scudetto milioni e per fa... comprare un 35 anni e dai 3 milioni salam, cui. 3 comunque, prende controllate. Ottimo, 3 miez, Dio tu l'hai buono. Ma lo voluto. sai Sandro, com'è che ti già Zaghi, dite? Sono dei misteri dai se l'ha voluto Zaghi. che Non credo che neanche... l'avrei voluto. E comunque ad ogni modo, anche se ti manchi, a parte che secondo me Arnautovic e Thuram insieme giocano molto meglio rispetto a Arnautovic e Lautaro, perché tu già pensi che Thuram sia di un giocatore alla Lukaku, no? Ma No, no, no. Thuram non è un giocatore alla Lukaku, cioè, e infatti lui la presenza è diversa, lui ha pure di gioco qui sugli spazi, di là via, eccetera, eccetera. Mentre Arnautovic, secondo me, è più un giocatore che tiene il pallone, che fa venire sulla squadra, che dà il colpo di testa. Quindi, secondo me, i due giocatori si No, sposano no, meglio che non Lautaro. Però no, che ferme, Robechino, no, ferme, scusa un Sandro, momento, ferme. però che No, 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 Robechino, no, ad esempio, ferme, ferme. Inzaghi Allora, no, non lo ferme. sa. Un Strani. secondo, un Perché secondo. Io ti che do ragione, io ti do ragione, io ti do ragione. Arnautovic è un giocatore che Alvarez di fa quel tipo di gioco lì. sì, Anzi, però paradossalmente Alvarez sei il Lukaku dalla situazione. Ma zio, porco, fantastico. poi il Alle Dzeko, chiamalo muar come dentro vuoi, che lì. ma in Anche realtà Somari se si tu vergogna di vedere un continui a pazzo farlo tanto giocare dire. da una maniera sbagliata, perché non tu arrivi a capire che i due giocatori sono diversi, ok? E tu lo metti, anche tu gli su, tu metti schelatri, vuol dire che anche tu, allenatore, non è che tu capisci tanto, e non tu hai interpretato il giocatore per come che va sfruttato, ok? Quindi poi bisogna dire anche chi sta roba chi, perché secondo me Thuram e Arnautovic insieme aggiungi molto meglio che non Lautaro e Thuram. Secondo me Kist è anche di Disi, quindi un altro nodo che venga al pettine. Cioè vuol dire che tu allenatore anche in modo tu hai capito come sfruttare i giocatori che tu hai pessimi, che ha voluto la società, o che magari anche in modo più che tu hai voluto tu, ok? Tu hai voluto tu, e spinduto un fracasso di baseball, buttato dentro al cesso, e tu ti richiami a che condizioni qui. Primo, secondo, si può giocare anche senza due pontis, eh? Cioè, nessuno, non è scritto nessuna banda che tu scugni per forza giocare col 3-5-2. Cioè, io posso giocare anche con un ponte solo, posso giocare anche senza nessun ponte. Ok? E torniamo al discorso dell'allenatore. I torniamo al discorso dell'allenatore. Altro problema. Frattesi continua a farlo giocare a mezzale, ok? Ma Frattesi non è un giocatore difensivo, non è Barella, ok? Frattesi al tempo all'avverso davanti e questo crea dei grandi problemi al centrocampo. Infatti sulla parte difensiva Frattesi non è praticamente quasi mai, ok? Quindi dal mio punto di vista avresti giocare qui davanti, piuttosto addirittura fai giocare Frattesi e un ponte. Io lo avevo detto in forse a WhatsApp, lo avevo già detto, io lui addirittura poi trequartista che non mezzala, perché lui non difende. E infatti lui l'ha sempre su a creare una inferiorità del centrocampo, no? Klassen che ha fatto una partita stupende ieri, ha anche sopperito alla fase difensiva di Frattesi. Quindi un altro problema leato all'allenatore. Secondo me, tanti Bissek ieri al potere spostare Darmian che era quiet, perché poi alla fine della partita non stava neanche più in pace, alla voluto lasciarlo in campo Darmian, no? Ma Darmian al posto fa il compitino sull'ale, ma piuttosto fa giù a Bissek sull'ale, no? E sposta Darmian in difesa. Cioè, sono tanti robis
che si stanno accumulando. Quindi uno dice, boh, io punto al campionato. Sì, punti al campionato, ma se a ti manchi un dei 11 giocatori, tu sei sfottuto. Di che tu dicevi tu prima, Manfred, no? E secondo me ieri il Bologna ha giocato anche loro con qualche riserva come noi. E non sarà mai che le riserve dal Bologna siano il migliore dall'Inestris, mai. In nessun caso. Anche se ti vai di Arnautovic, di Sanchez, qui cosa vuoi. Ieri addirittura ha giocato Fabian, che era il giovane dall'Inter, che aveva venduto per Samardzic. Sì. No. Eri così tanto scarso da non poter restare a fare lui al pues magari di sensi che ci costa 10-12 milioni all'anno invece di però mandarlo via sensi che mo 3 anni allora, fa. no, Quindi ma io ritorniamo al discorso della società. Quindi alla sì. fine sono tanti un problema, cioè se a me è banale, ma sono veramente tanti problemi che si stanno ripercuotendo. Mo manchi Dumfries, manchi Lautaro, al manchi in difesa il francese e quindi i giocatori titolari stanno diminuendo e io che Inzaghi non è in grado di gestire una squadra che non giochi col 3-5-2. Allora, su quelli sono d'accordo, su quelli dal modulo sono d'accordo, e già fevelate, le notte tornate a tirarlo fuori, Inzaghi da quel modulo lì e che dal giù. Il discorso però è anche di Disi che ieri di sera, fin comunque al Nestri, cioè dopo il Nestri gol, comunque la partita era serade, vuoi complice un'uscita un po' farfalli di Audero su tutti i due corner, che ripetute che il fate, chiappati il gol, lì dopo la partita è cambiata, perché tu sai che partita si lì ha cambiato, poi si chiappa un gol, ovviamente dopo l'inerzia è cambiata, ma no, cioè, è innegabile che la partita la vinca comunque dominata, tra virgolette, no in maniere eccelse come il solito, ma ieri non era storia, c'è avuto un Bologna che comunque si difendeva per 90 minuti, è arrivato a strappare il pareggio anche con due paradons dal loro portiere, quindi sì, se vincevi 1-0 finiva lì e supplementari nessuno aveva resistito a lui, No, ma io non, a parte il risultato, no, ma io sono d'accordo a con ciò che parte tu il dici, risultato, tu che poteva stanno vincere lì anche fuori, 3-0, però i rossa resti, no? E si assolutamente. ripercuoterà anche per tutto il resto del campionato, capito? Perché prima o poi una partita del genere tornerà a venire fuori. Lì bisognerà vedere la squadra come che reagirà in maniera di arrivare a partire a chiesa, ma anche lì è la crescita, perché io di una certa banda sono anche, no, non contento ovviamente, però che chi sta uscita anticipata dalla Coppa Italia a servire di lesione, come la sconfitta con Sassuolo, il pareggio con lo stesso Bologna, eccetera, che i partiti non sono mai serati e che chi sta comunque ha di sé proprio di lesione alla squadra, all'allenatore e alla società. Ecco, tutto lì. È una lezione che Inzaghi secondo me non imparerà mai, cioè che hai vol cambiare modulo ogni tanto. Cioè, tu sei allenatore di una grande squadra, tu lavori a altissimi livelli internazionali, nazionali e internazionali, tu hai livelli basi di cambiare modulo, cioè tu hai livelli basi come che l'ha detto Santin prima, cioè puoi giocare anche con un ponte, puoi giocare con un ponte, tu hai centrocampista di livello, con fantasie, con tecniche, boys di inserisci, boys di metti la balle. Provi ogni tanto, per dirti il segno che secondo me Inzaghi non cambierà mai molto la sua vita, a meno che il prossimo anno si svegli, si mangi un acido, cominci a capire un attimino, a avere una visione un po' più ampia. Qua anche in Champions League, con la qualificazione già in sacchette, che tu perdi, che tu vinci, che tu perdi, che tu pareggi, non cambia nulla. Dio, poi tu tendi il modo, tu fai giù con 3 punti, no? Per Dio, giù con 3 punti sulle volte, ma c'è ti cambia veramente, c'è ti cambia niente da fare. E purtroppo che per me Cumò al gran limite di Inzaghi. Il partito ieri ha cambiato modo per la prima volta, però indietro già la squadra, cioè mai in devante, e sì che è un attaccante lui, di squelle di attacco, però ce l'hai fatta, l'ha cambiato un attaccante per mettere un centrocampista e l'ha sbassato i due lidofascis. Per me è un limite che c'è una roba che mi sta veramente che spero che, visto che sta facendo comunque un gran miglioramento, che capisci anche che per lavorare a certi livelli, per vea ce fa con 3 int come Guardiola, per dirti, tu hai di imparare a sei un attimo in cui, cioè di avere una visione un po' più a 360 gradi al ballone, perché se no tu sei veramente limitato.
Bueno, allora dai, facciamo così, intanto, visto che mi pare di capire che tu trevi le varie girate, perché ovviamente con capire le nostre squadre, vieni sempre di Disial, che vieni sempre di bei coglioni girati, giustamente, perché sennò non ti faresti una squadra che ti fin. E quindi scrivendo dai comments, c'è che pensais, scrivendo anche gli auguri di Nadal, che us facciamo no come dal canale, passate bene tutti quanti, Juve merda a voi e famiglia, come al solito, ma in questo caso anche buon Nadal, buone feste, buon finimento, buon principi, eccetera, eccetera. Casse di un new fan, ovviamente, pieno di soddisfazione per l'Inter, sia in Champions, sia ovviamente in campionato. E visto che vi intimo 2 minuti, una roba del genere, no? 2 minuti. Volevi domandare se volevi condividere, se facevi di Biela a Nadal, a parte le licee dove hai visto qualche rito scaramante, qualche robe strane che facevi di solito, o come interisti, o come... Io pardisi i predispone a chiase ogni anno alla stessa maniera di qualche vinte i principi moscudesco con Mancini dopo scandalo di coso gli metti il pin sempre tra che posizioni metti anche se cambia chiase però i sistemi di robe sempre dopo uno non spin perché la roba è sempre che ormai di design anzi di 3 design anzi di poi di quasi 20 anni in ca no lui volevo domandare come che la passai se anche a Water ti fai auguri sai ai nostri ascoltatori, video ascoltatori, e dopo si saluti. Agno, vai. Vai, Santi. No, io non ho nessun rito, sinceramente. Allora c'è fatto Nadal, c'è fatto, a parte Bevi, già di domani. C'è fatto Nadal. Pensi noi. Mi fa spassare la chiocca e torni a scominciare a belli, che è un po' che la settimana natalizia, poi ho manco le chiste, insomma. E l'ultimo se tu vi o se tu ca? L'ultimo se tu vi o se tu ca? L'ultimo dall'anno se tu vi o se tu ca? In montagne, a Ravasclet. Ah, roba scledmo? Buono, buono. Agnul? No, io, ma boh, soliti robe sfamesi, regai, mangia bevi, non si stiampe. I vorrei serare tutto un piccolo canzone dedicate al toro. Lauti non aver paura di tirare un calcio di rigore, non è questi particolari che si giudica un giocatore. Comunque quando ha sbagliato più di 1 su 3 la sua carriera. Sì, ma lui è un grande, speri che firmi per l'Inter, per la vita, per Culsac, eccetera. E l'ultima roba perché si sta schierando, ho visto di fare un bel, boh, ma si è perduto l'uomo alla fine, ma è perdonabile. Un bel applauso a Carlos Augusto che l'ha fatto un partitone, Assolutamente. grandissimo. Dai. Volte, sì. Tutti. Allora, auguri Saduccio e Lautaro non sta più tirare i gol, che è andato in che è abituato a fare il migliore di te. Comunque, forza Inter sempre, buon anno a Duccio e buone feste. Viva l'Inter! Ciao! Sempre, e Juve merda, tutte la vita. Sempre. Ciao! Ciao!